Numero 63. Benedici il Signore, anima mia, quante in me benedica il suo nome, non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. Benedici il Signore, anima mia, quante in me benedici il suo nome, non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo.
la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce il creatore e guida, rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con città grandi e belle che tu non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne scavate ma non da te, vigne e oliveti che tu non hai piantato. Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Temerai il Signore tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome. Parola di Dio. Ti amo, Signore, mia forza. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Ti amo, Signore, mia forza. Mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Ti amo, Signore, mia forza. Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Egli concede al suo Re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato. Ti amo, Signore, mia forza. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Salvatore nostro, Cristo Gesù, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, è epilettico e soffre molto, cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. E Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me. Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero:
perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed è loro, per la vostra poca fede. In verità io vi dico, fede pare un granello di senape, direte a questo monte spostati da qui a là ed esso vi si sposterà e nulla vi sarà impossibile. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. È interessante la pagina di Vangelo che oggi ci viene offerta del capitolo 17 di San Matteo. Il Signore aveva dato potere ai Suoi discepoli di scacciare i demoni, di guarire i malati, eppure qui l'Evangelista ci ricorda un episodio in cui sembra che gli Apostoli non riescano. E la risposta del Signore è abbastanza forte, perché dice, alla spiegazione richiesta dai discepoli, che certe realtà si scacciano con la fede. Poca fede. Tante volte anche noi abbiamo poca fede e magari preghiamo sì all'inizio, ma poi magari ci sembra che il Signore non ci ascolti e rinunciamo a pregare. Ecco l'invito invece che ci viene oggi è di rinnovare la nostra fiducia nelle realtà di ogni giorno in cui ci troviamo dentro, nella certezza che il Signore esaudisce la nostra preghiera, la forza della preghiera. E il Signore sottolinea, nulla vi sarà impossibile. Ecco, chiediamo al Signore allora la grazia di vivere in questo fiducioso abbandono a Lui. Dopo aver ascoltato la parola di Dio, eleviamo la nostra supplica al Signore dicendo insieme, Signore, abbi pietà. Signore, abbi pietà. Della Chiesa, perché non perda mai la certezza che il tuo regno è già presente e cresce ogni giorno per la forza dello Spirito. Noi ti preghiamo. Signore, abbi pietà. Dei paesi ricchi, perché ascoltino il grido dei poveri e degli oppressi e si aprano alla solidarietà e alla condivisione. Noi ti preghiamo. Signore, abbi pietà. Del popolo ebraico, perché sia fedele alla tua alleanza. Noi ti preghiamo. Signore, abbi pietà. Di coloro che sono scandalizzati dalla presenza del male, noi ti preghiamo. Signore, abbi pietà. Delle famiglie provate dalla malattia e dalla sofferenza, noi ti preghiamo. Signore, abbi pietà. Di quanti si prendono cura e intercedono per i beni dei fratelli e delle sorelle, noi ti preghiamo. Signore, abbi pietà.
salvati da Cristo, ma a poca fede, noi ti preghiamo. Signore, abbi pietà. Dio di infinita misericordia, attiraci al tuo amore e facci sperimentare ogni giorno la tua presenza. Per Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Chiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria. Santo, Santo, Santo Signore, Dio universo, cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e lo spettò. Egli ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per tutti.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Dio. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, in misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, lontanaci da parte. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Canto numero 197. Gustate, vedete come buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Nel Signore si glorierà l'anima mia, l'umile ascolti e si rallegri. Gustate, vedete come buono il Signore. Mangiate con me il Signore e saltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, da ogni timore mi ha sollevato. Gustate, vedete come buono il Signore. Guardate a Lui, sarete luminosi, il vostro volto non arrossirà. Questo povero chiama, Dio lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. Gustate, vedete come buono il Signore. Temete il Signore, i santi, chi lo teme non manca di i ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. Gustate, vedete come buono il Signore.
Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. 283. Maria, tu che hai